Dobbiamo cambiare lo storytelling del Veneto, basta immigrazione e autonomia, il Veneto è modello di innovazione. Il ministro per gli affari con il Parlamento Federico D'Incà rompe gli indugi al tavolo di Confartigianato Belluno, dal quale lancia un segnale incontrovertibile sulla partita per l'autonomia del Veneto e della provincia di Belluno, di cui è stato sostenitore da sempre. Credo che le problematiche della montagna bellunese devono entrare all'interno. Per questo motivo, con Francesco Boccia, parlando sempre di autonomia che vogliamo fare in tempo breve, chi vuole dividere il paese fa un cattivo lavoro. A inizio novembre porteremo al tavolo il BARD per parlare di ciò che ha bisogno Belluno. Punto e match per gli autonomisti bellunesi che da 2 anni inascoltati chiedono a gran voce al presidente Zaia di allargare la discussione anche alla montagna, che soffre per le storiche disuguaglianze con le province contermini a statuto speciale. D'Incà esorta gli artigiani a tirare giù i muri e sui fondi del post Vaia, sui quali nei giorni scorsi sono arrivati messaggi di incertezza, il ministro rassicura. Io ho la sicurezza dei fondi che erano previsti, non ho sentito nulla di nulla, credo che le opere sono già partite, abbiamo 900 milioni di euro da spendere. A un anno da Vaia il confronto con Confartigianato Belluno, presenti i presidenti del Veneto, Bonomo e di alcune territoriali, ha fatto emergere i numeri che condannano la filiera veneta del legno. C'è uno squilibrio evidente tra i numeri delle aziende che fanno la prima lavorazione del legno e quelle poi che fanno la seconda lavorazione del legno. E con questi numeri non si potrà mai avere un utilizzo corretto della nostra materia prima.